Amici della Lega Scuole Superiori, oggi è la giornata decisiva per gli accessi alla finalissima. La prima semifinale del trofeo vede Vittorio Veneto e Real Conti a contendersi l'accesso. Squadre già disposte al centro del campo, gli ordini del direttore di gara, il Real Conti in maglia azzurra, dall'altra parte il Vittorio Veneto. Diamo un'occhiata alle due formazioni prima che cominci la gara. Vittorio Veneto con Marinoni, Marco Gallizia, Cottatelucci, Lucini, Polizzotto e Giovanni Gallizia. Risponde il Real Conti con Locatelli, Addari, Moretti, solito Carini tra i pali, poi Genovese, Chirstia, Zanaboni e Rinaldi. Partita dall'alto tasso tecnico e fisico, vedremo chi la spunterà sinceramente. Si gira benissimo, poi la palla lì dentro per Gallizia che va giù. Non c'è nulla secondo il direttore di gara, forse c'era un fallo su Gallizia, grande occasione per il Vittorio Veneto. Buon anticipo di Zanaboni, che pallone sul destro, le finte, Zanaboni va sul mancino per calciare, Zanaboni la mette lì! E c'è il gol di Rinaldi che porta avanti il Real Conti. A porta vuota, Rinaldi aveva fallito clamorosamente il primo tap-in, non il secondo. 1-0 Real Conti, gran merito a Zanaboni, 1-0. Locatelli sul pallone, due uomini in barriera, la rincorsa di Locatelli che calcia forte ma sul fondo. Giovanni Gallizia per Marco, poi Marinoni controlla e calcia, pallone messo fuori, ancora Giovanni Gallizia, ce l'ha sul mancino, prova ad andare dentro, triplicato, cerca il tunnel che riesce alla grande su Cristia, Giovanni Gallizia poi la mette al centro. Poi Giovanni Gallizia si gira e calcia, Carini in calcio d'angolo. Ah, non fischia mai. Già battuto Moretti che calcia, in due tempi Polizzotto a salvare la sua porta. 5 non fischi mai. Grazie, avrei anche paura davanti a Marco. Giovanni Gallizia parte col mancino, la respinta di Carini. Ancora Giovanni Gallizia, dentro c'è un tocco di Zanaboni. Fischia due volte, il direttore di gara. Fine primo tempo, qualche minuto di pausa con il Real Conti avanti 1-0, ci rivediamo per la seconda frazione, Super Spot. Poi il pallone dentro per Rinaldi che prova al volo, ma la mette fuori, fiammata del Real Conti. Batte Roberto Locatelli, dentro per Carini, Roberto Locatelli, ancora per Carini in verticale. Sbuccia il pallone, poi c'è un gol incredibile di Rinaldi, la doppietta. È 2-0 per il Real Conti, erroraccio in difesa del Vittorio Veneto, poi risposta un po' provocatoria di Rinaldi che la rischia. Marco Gallizia, pallone dentro per il destro di prima intenzione di Giovanni, sul fondo Rinaldi attaccato, pallone indietro, Marco Gallizia subito per Lucini, poi la palla in rete, incredibile, sul rimpallo arriva il gol del 3-0, il gol del 3-0 del Real Conti, è un gol assurdo, un altro gol molto fortunoso. Incredibile, 3-0 su rimpallo, il pallone che scavalca Polizzotto che si trova nella terra di nessuno. 3-0 Real Conti. Poi la conclusione col mancino di Giovanni Gallizia, Carini la mette in calcio d'angolo, ma pazzesco quello che stiamo assistendo. Parte Gallizia, la botta sul palo, poi Locatelli porta palla e calcia sul fondo, poi il pallone dentro. Lucini la porta, ha raddoppiato, attaccato da Chirstia, ricomincia la Giovanni Gallizia, porta palla, calcia col mancino, va giù Carini, la mette in calcio d'angolo. Dalla bandierina Marco Gallizia, dentro il pallone. Non l'ha toccata. Poi attenzione, il pallone perso, calcia subito Marinoni, salva ancora tutto Carini, poi Locatelli in avanti. Giovanni Gallizia controlla e calcia, la respinta ancora di Carini e poi il fallo di Giovanni Gallizia, poi la palla è in rete, il gol di Marinoni, ma non vale perché c'era fallo su Zanaboni, calcio di punizione per il Real Conti. Poi Zanaboni prova in mezza rovesciata con stirata al volo, respinto il suo tentativo, poi la palla buona per Marinoni, Marinoni calcia sul fondo. Poi la conclusione, la palla in rete, ha segnato Lucini dopo un'azione insistita, 3-1, prova a riaprirlo il Vittorio Veneto, c'è tempo per provare un'incredibile rimonta. Poi la conclusione di Lucini, palla rimane lì e Gallizia si mangia. Incredibile occasione. Non c'è fallo, calcio di rinvio già battuto, porta palla Lucini. In verticale a cercare Marco Gallizia, spinto da Moretti, fallo, calcio di punizione. Parte col mancino, la palla in rete, Giovanni Gallizia, 3-2, attenzione, altro fiammata del Vittorio Veneto,
sotto la barriera, impietrito Carini che non può nulla. 3-2, 3-2, attenzione. Palla. Moretti porta palla, calcia. Poliziotto in calcio d'angolo. Qua. Ovviamente il 40-45. Supplementari. Andiamo pure ai supplementari. Purtroppo sì. Minchia, non mettiamone più. Ma no, siamo 3-2. No, andiamo ai supplementari se pareggiano. Non siamo supplementari, siamo 3. No, siamo 3-2. Se infatti. pareggiano dico andiamo no, mi stava chiedendo lui. No, minchia, è venuto un infarto, ho detto che mi sono perso un gol. No, aveva chiesto, ma io voglio chiedere se pareggiamo cosa succede. Perché avevo contato 3-2, ho detto minchia. Poi rinvio dal fondo, però ha giocato sulla sinistra, poi in verticale, Marino la lascia lì per Galizia, dall'altra parte per il fratello, arriva Rinaldi che salva tutto, poi Moretti che lancia via il pallone, adesso deve spazzare ogni palla in fila G il Real Conti, attacca Lucini, pallone sul destro, Lucini va via, Lucini la mette al centro, ma c'è il gol del 3-3, il gol del 3-3, ma fischiato, il gol è buono, 3-3, incredibile. Hai fischiato! Oh, hai fischiato! Calcio di punizione, il gol non vale perché l'arbitro aveva fischiato prima, giusto così, Giovanni Galizia sul pallone, 2 uomini in barriera. Fa un passo dietro. Parte Giovanni Galizia. Ha fischiato l'arbitro, deve battere Giovanni Galizia che batte però sulla barriera, rimessa laterale. Ragazzi, un minuto. Giovanni Galizia dentro per Marco che si libera, Marco calcia! Il miracolo di Carini, ancora calcio d'angolo. Quasi un corner corto, già battuta la rimessa per la conclusione. Il salvataggio di Carini, poi deve buttarla via Zanaboni che invece calcia in porta. Poliziotto così. E poi la recupera in seconda battuta. Prende palla. Servito Marinoni, il triangolo che si chiude, Marco Galizia attaccato, Marco Galizia dentro per Cottatelucci che entra in scivolata sul pallone, poi Marco Galizia che controlla, si allarga, può calciare, la lascia lì per Giovanni sul mancino, calcia lui, Carini ancora a respingere coi piedi e poi time's up, vince il Real Conti che vola in finale, una partita con molte discussioni, errori arbitrali a gogo da una parte e dall'altra, ma vince 3-2 il Real Conti che vola in finale, eliminato il Vittorio Veneto. Super spot. Tempo finale.